La strada pedemontana veneta piace, e come se piace. E a dirlo non è solo l'onda emotiva generata dall'inaugurazione di fine maggio, ma i dati, nero su bianco, relativi ai flussi di traffico. Basti pensare infatti che il primo giorno di maggio, quando ancora la strada collegava solamente Malo a Bassano, erano stati registrati 5.600 veicoli in transito. Il 21 dello stesso mese il numero era salito a 12.500, poi è arrivata l'apertura del tratto compreso fra Bassano Ovest e Montebelluna e il volume del traffico è letteralmente esploso. Un esempio su tutti? Il 4 giugno sono stati registrati 18.000 veicoli. Vabbè, dirà qualcuno, una rondine non fa mica primavera. Invece no, perché l'8 di giugno i transiti erano praticamente invariati. Un segnale, secondo gli addetti ai lavori, anzi, il segnale per antonomasia, perché gli unici che possono decretare il successo dell'arteria sono i suoi utilizzatori. Auto e mezzi pesanti, persone e merci, e i numeri non mentono. Noi su Pedemontana paghiamo un canone di 150 milioni di euro all'anno e incassiamo tutti i pedaggi. Lo studio dei flussi di traffico ci dice che dovrebbe fare 27.000 transiti al giorno. Considerate che sono studi fatti da persone che hanno fatto anche altri studi per altre opere e non hanno sbagliato. E oggi è incoraggiante vedere 17-18.000 auto al giorno con un'autostrada incompleta, mancano ancora 30 km. La situazione va vista comunque in prospettiva, dato che mancano ancora sezioni molto importanti del tracciato. Capiremo bene quando sarà formalmente allacciata alla 4 e alla 27, però per fine anno noi avremo già completata l'infrastruttura perché andrà da Spresiano a Montecchio, mancheranno i due innesti. Le basi per una crescita importante ci sono tutte e la Regione inizia già a pensare agli sconti sulle tariffe per gli utenti. Quando sarà appunto completata capiremo quale sarà il flusso e se sarà superiore a quello previsto andremo subito sulla scontistica per ridurre i pedaggi.